La difesa è un bene prezioso che noi dobbiamo preservare per il nostro paese, per la nostra patria. Sicuramente va incentivata perché per moltissimi anni, dal dopoguerra ad oggi, noi abbiamo vissuto di rendita sotto l'ombrello degli Stati Uniti d'America. È chiaro che noi dobbiamo vivere anche di luce propria, perché a un certo punto la difesa, ripeto, è estremamente importante. È un riarmo che guarda proprio alla difesa, non all'offesa. Io voglio precisare questa cosa. Nulla andrà tolto ad altre situazioni, come invece da parte dell'opposizione viene detto. Verranno tolte risorse alla sanità, verranno tolte risorse all'infrastruttura, nulla di vero. Noi cercheremo, come è giusto che sia, perché ci dobbiamo mettere al passo anche degli altri paesi europei da sotto questo punto di vista, anche da un punto di vista tecnologico, perché non è più pensabile di avere un esercito che sia un'armata bracaleone, ma deve essere un esercito tecnologico adeguato ai tempi che siamo al giorno d'oggi.